La gravidanza è un periodo meraviglioso ma particolare, in cui il corpo delle donne viene messo a dura prova a causa del peso del bambino che porta in grembo. È per questo che alle future mamme serve un'attività fisica specifica, ancora migliore se effettuata in acqua. Le ragazze hanno bisogno di muoversi, quindi facciamo un lavoro un po' di generale, di ginnastica, di corsette, in modo da stimolare la circolazione del sangue e comunque di dargli la possibilità di muoversi. E poi facciamo un lavoro più specifico sulla schiena, perché devono scaricare la schiena, di solito soffrono di dolori lombari perché il peso della pancia gli accentua l'inarcamento della zona lombare. E poi facciamo un bel lavoro di respirazione e di rilassamento al termine dell'ora. Non sappiamo a voi, ma a noi il solo raccontarlo fa rilassare. Esercizi ginnici in assenza di gravità e per di più in acqua termale, quindi calda. L'acqua termale è calda, quindi ci permette di lavorare più sul rilassamento, sull'allungamento muscolare e anche sul rilassamento alla fine. In acqua fredda non è possibile fare certi tipi di lavori. In acqua fredda c'è il problema di perdere calore, di eliminare troppo calore, quindi bisogna sempre muoversi. Qui abbiamo anche la possibilità di trovare delle pause per fare lavori di respirazione. Sicuramente un vantaggio rispetto alla piscina in acqua fredda. È meglio perché come sempre i benefici dell'acqua termale sono veramente molteplici, per cui oltre a un effetto proprio benefico a livello motorio si ha poi anche la gradevole sensazione di poter lavorare e rilassarsi nell'acqua calda. Ed è proprio questo il valore aggiunto che consente al centro termale Columbus di avere una clientela molto allargata, con utenti che provengono da tutta la provincia di Padova. Noi abbiamo future mamme che arrivano un po' da tutta Padova e anche dalla prima zona di Venezia, a dir la verità, perché comunque vengono a fare il corso qui perché legano sempre il beneficio dell'acqua termale, che è veramente indubbio, al relax dell'acqua calda e poi ai benefici che il corso gestanti dà, perché dà dei benefici sia a livello motorio che psichico. E oltre all'acqua calda alla Columbus c'è anche un'istruttrice particolare che all'occorrenza fa un tuffo con le sue clienti per riuscire a correggere i movimenti errati, soprattutto nel lavoro di coppia, che qui si intende fra colleghe e future mamme, perché i papà sono banditi. A volte entro in acqua con loro un po' per condividere il lavoro, un po' per seguirle meglio sul lavoro di respirazione, e se facciamo dei lavori a coppie posso intervenire anch'io. Il corso gestanti per la maggior parte delle donne in gravidanza non è un impegno, ma un semplice piacere che rilassa ed aiuta a stare meglio fisicamente. Questo corso lo frequento da 1 mese e mezzo e i benefici che ho trovato, mi sento più leggera, tra virgolette, e si sta meglio, porta un po' di sollievo alla schiena, insomma fa bene a noi future mamme. Un corso che piace sempre di più e che attira un grosso numero di clienti. È un corso frequentatissimo, si tiene tutti i mercoledì alle 13:15 con un'istruttrice preparata ed esperta, e ovviamente c'è un turnover continuo perché poi le mamme partoriscono, per cui poi li aspettiamo per il corso anatroccoli, così dicendo, però è sempre molto molto completo come numeri. Ciò nonostante potrebbe essere ancora più incentivato, soprattutto dai medici. I medici mandano a fare i corsi all'USL che sono specifici preparto. Questo è proprio un corso di ginnastica per gestanti, non è un corso preparto, e quindi potrebbe integrare anche il lavoro che poi fanno nei corsi di preparto, quindi potrebbe essere un po' più incentivato.